Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta per questo 14 gennaio, per questo mercoledì 14 gennaio e aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Vi dico già che fra pochissimo ci collegheremo con Daniela Sizzia e Nicoletta Rizzetto, che si stanno recando proprio in questi istanti, proprio in questi minuti a Macerata per una tragedia stradale, un incidente gravissimo tra un'auto, un camion e un furgone. Ci sarebbe un esito drammatico, lo potete vedere dalle immagini. Ringrazio dalla regia Alessandro Granziera, un maxi schianto che si è registrato in via Piave. Siamo per l'appunto sul territorio comunale di Macerata a Salettuolo. Un'auto avrebbe tagliato la strada a un camion che si è ribaltato finendo contro un furgone doblò e di fatto schiacciandolo. Le immagini che vedete sono del nostro Nicola Marcato, che si è recato nell'immediato sul posto. La ricostruzione parla di un'auto condotta da un'anziana che si sarebbe distratta e che quindi ha invaso l'altra corsia, provocando un frontale con il camion che vedete, camion che si è dunque ribaltato schiacciando un altro veicolo, il doblò. Pochi istanti fa i carabinieri stessi dicevano che si temeva il peggio per l'autista del veicolo schiacciato. Sul posto ci sono diversi uomini e mezzi, diversi veicoli di soccorso, una gru, personale sanitario per accertare le condizioni di tutte le persone rimaste coinvolte. Procede la polizia locale, i carabinieri sono in ausilio anche per la viabilità. La strada provinciale 92 via Piave è bloccata su entrambi i lati, così dunque in via Piave a Salettuolo. Le immagini parlano da sole, quindi stando a una prima ricostruzione, ma fra poco ci collegheremo con Daniela Sizzia e Nicoletta Rizzetto, un frontale. La distrazione sembra di una donna anziana alla volante che ha invaso la corsia opposta di marcia e si è scontrata contro il camion che si è ribaltato nella maniera che vedete e ha schiacciato un doblò. All'interno del doblò un autista che appunto sarebbe in condizioni davvero disperate. Così dunque in via Piave a Macerata. Fra poco quindi ci collegheremo non appena Daniela Sizzia arriverà sul posto. Io vi devo dare un'altra notizia. Andiamo nel Vicentino, la corsa disperata verso l'ospedale San Bortolo, poi oltre mezz'ora di tentativi di rianimazione, ma per la piccola Ambra Ailovic, che oggi avrebbe compiuto 4 mesi, non c'è stato nulla da fare. La procura vicentina ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia per chiarire le cause di questo decesso. Avrebbe compiuto 4 mesi oggi. Il cuore della piccola Ambra Alilovic invece ha smesso di battere ieri mattina improvvisamente nel campo nomadi di Sandrigo, gettando nella disperazione la sua famiglia e l'intera comunità. Poco dopo le 8 la chiamata al 118. Presto, correte, il cuore di nostra figlia ha smesso di battere. In quel momento uno dei camper della famiglia era già lanciato a tutta velocità verso la città. La posizione segnalata alla centrale del SUEM è il parcheggio di un bar di via Chizzalunga, lungo la Marosticana. Automedica e ambulanza vengono inviate in codice rosso, ma quando i soccorritori arrivano sul posto non trovano nessuno. La famiglia ha già deciso di proseguire direttamente verso il San Bortolo, nel disperato tentativo di guadagnare tempo. Al pronto soccorso li attendono i medici guidati dal primario Foscarina Dalla Rocca e l'equipe della terapia intensiva pediatrica coordinata da Paola Ferrarese. Le manovre di rianimazione vanno avanti per oltre 30 minuti, ma ogni sforzo risulta vano. Il decesso viene constatato davanti ai genitori, ai fratellini, ai nonni e agli zii, arrivati in ospedale in una ventina.
Per prevenire possibili tensioni al posto di polizia dell'ospedale si aggiungono in pochi minuti le volanti della polizia e una pattuglia dei carabinieri. La squadra mobile, coordinata dal vicequestore Lorenzo Ortensi, ascolta subito i genitori. La procura di Vicenza, con il sostituto procuratore Roderick Blattner, apre un fascicolo senza indagati e dispone l'autopsia per chiarire le cause della morte. Non c'erano state avvisaglie né patologie note. Sarà l'esame medico-legale a dover dire perché il cuore di Ambra si sia fermato in un mattino che per una famiglia e per un'intera comunità si è trasformato in tragedia. Questa è la cronaca da Sandrigo Vicenza di Ivano Tolettini. Mi dicono che è pronta sul posto la nostra Daniela Sizia con Nicoletta Rizzetto. Il gravissimo incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata in via Piave a Maserata. Eccola Daniela, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Vi faccio vedere, in questo momento ci sono i soccorsi, i vigili del fuoco che stanno cercando di alzare l'autobotte di Vino che si è capovolta sopra un furgone. Lo potete vedere dentro, probabilmente sicuramente c'è una persona. Potrebbero essere in due, c'è l'elicottero che è fermo poco distante da qua. Christian, sono tutti in attesa, ovviamente è completamente schiacciato il furgone, quindi è molto difficile riuscire a capire quante persone ci siano. Ovviamente l'autista del furgone è sotto, ma si parla anche di una seconda persona. Cosa è successo? Un'auto guidata probabilmente da una persona anziana ha invaso la corsia dell'autobotte. L'autobotte ha impattato contro questa macchina, poi per evitare un urto ancora più grave ha sterzato completamente e sterzando si è capovolto sopra il furgone. Come vedete anche qua, se la Nicoletta riesce a far vedere, c'è un quarto mezzo che è stato coinvolto nell'incidente, lo vedete, non si riesce nemmeno a capire come sia stato coinvolto, ma da là è stato sbalzato qua lungo questa strada via Piave, che ovviamente è stata completamente chiusa in entrambi i sensi. Vedete, ci sono i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri, e poco più avanti ci sono proprio i soccorsi, eccoli qua, i soccorritori del 118 che piano piano si stanno avvicinando. Christian, ecco perché hanno appena in questo momento alzato l'autobotte e si stanno avvicinando per capire quante persone sono dentro, soprattutto se ci sono delle vittime. Un incidente che è avvenuto nella tarda mattinata. È difficile davvero perché le operazioni dei vigili del fuoco sono complicate. Lo vedete che l'autobotte era fra l'altro piena di vino, hanno dovuto prima scaricare tutto il vino per cercare di renderlo più leggero e poi per poterlo alzare. Ecco, lo vedete, lo stanno alzando proprio in questo momento e vedete sotto, lo vedete, il furgone è completamente schiacciato. Difficilissimo perché, come vedete, si alza, lo stanno alzando da una parte e quindi si sta coricando dall'altra parte, schiacciando maggiormente, quindi fanno davvero molta difficoltà. Eccoli, li vedete anche il soccorso, il 118 che si sta avvicinando in questo momento. È difficile sapere anche quante persone c'erano dentro il furgone. Sicuramente ricoverata in ospedale la signora anziana che ha invaso, sembra, perché ovviamente dinamica, Christian, tutta da ricostruire, che ha invaso la strada. È stata ricoverata, è ferita, sembra non in maniera grave, però ovviamente tutte sono notizie frammentarie, stanno arrivando anche altri vigili del fuoco e ferito anche l'autista del camion e poi, come vi dicevo, non si sa se una o due persone dentro il furgone e probabilmente Christian delle vittime, perché il furgone è davvero schiacciato sotto il rimorchio. Questo per ora, Christian, perché come vedete sono davvero al lavoro tutti i soccorsi, ci sono due mezzi dei vigili del fuoco, ne è arrivato un terzo in questo momento e stanno tentando, non so se si riesce a vedere in questo momento il furgone, si vede una parte del furgone che esce proprio dalla parte finale dell'autobotte, ma è davvero complicata.
come potete vedere non si stanno avvicinando nemmeno i soccorsi che si erano avvicinati, adesso sono di nuovo spostati del 118 perché è difficilissimo riuscire a operare perché è finito proprio nella discesa poi di una strada l'autobotte, quindi difficilissimo da alzare. Questo, Chris, in questo momento vi lascio queste immagini che sono terrificanti perché come vi dicevo e lo ripeto ancora una volta, Christian, un incidente che ha coinvolto 4 mezzi, 2 auto, un furgone, un doblò rimasto completamente schiacciato e poi questa autobotte che era piena di vino, che stava andando in direzione Treviso, che ha dovuto fare una manovra repentina andando comunque a collidere contro l'auto, ma poi purtroppo si è capovolto finendo contro il furgone che veniva dal senso opposto e schiacciandolo completamente. Queste dunque sono le notizie, Cristiana. Io vi lascio un attimo queste immagini che sono davvero terribili, sentite lo stridere di queste delle lamiere, stanno tentando in tutte le maniere di alzare per cercare di portare soccorso, di capire anche quante persone all'interno di questo furgone. Difficilissimo, guardate le manovre che stanno facendo e guarda che si lascio a queste immagini che sono terribili. Sotto purtroppo, ve lo ripeto, eccolo qua, si stanno avvicinando ora i soccorsi, sotto ci possono essere una o barra 2 persone, ancora non si sa, Christian. Queste sono le notizie in questo momento, le immagini sono terrificanti, lo potete vedere, una mattinata davvero tragica con purtroppo 2 persone che sono rimaste ferite e ci sono delle vittime che ancora non si conoscono. Ecco, i soccorsi sono tornati nuovamente vicini, li potete vedere, eccoli qua, si stanno avvicinando in questo momento al furgone, Christian, per cercare di capire se ci sono 1 o 2 persone sotto e per cercare di capire se c'è qualche vittima. Cristian, queste le notizie. Io magari ti richiedo la linea fra qualche minuto, quando avremo anche notizie più certe sul il numero delle persone che c'erano all'interno di questo doblò rimasto schiacciato completamente da questa autobotte di vino. Cristian, qui da Macerata è tutto, io ti restituisco la linea. Daniela, torno da te e Nicoletta Rizzetto fra qualche minuto. Lo dico anche al pubblico a casa, sono situazioni difficili anche per noi e insomma non è facile in presa diretta avere tutti gli aggiornamenti, quindi noi seguiamo proprio l'evoluzione della notizia, quindi chiaramente vi sapremo dire nel corso di questa prima edizione che cosa è accaduto. Questo è il momento delle ipotesi, non potrebbe essere altrimenti, ed è il momento anche dello shock per un incidente che lo avete visto, è stato davvero terribile. Ora ci spostiamo a Padova per un'altra vicenda difficile davvero da digerire, quella di un babysitter 27enne che si spacciava appunto come babysitter ma abusava poi dei bambini. È stato arrestato per questo dalla squadra mobile, ma ci racconta tutto, la vedete, la nostra Valentina Visentin con Federico Cibotto. Valentina. Sì, buongiorno Cristian, è proprio così, difficile da raccontare per noi, difficile da raccontare anche per il questore di Padova che ha divulgato la notizia raccontando l'operazione degli agenti della squadra mobile che hanno arrestato nelle scorse ore un 27enne che agganciava le sue piccole vittime nel web spacciandosi per un babysitter, acquistando la fiducia dei genitori. L'indagine è partita proprio da una segnalazione di una famiglia e quando lunedì scorso gli agenti sono entrati nell'abitazione del 27enne padovano hanno trovato e sequestrato 2 cellulari e 2 computer. Quanto è emerso visionando i filmati e le foto è stato raccapricciante, centinaia se non migliaia di video e foto non solo scaricate dal web ma purtroppo anche autoprodotte da questo 27enne che si ritraeva con il suo cellulare, mediante il suo cellulare, mentre compiva atti sessuali con le piccole vittime che pensate hanno appena 4, 5 o 6 anni, bambini che appunto venivano
affidati a questo 27enne che tramite giornali e siti di babysitter si proponeva appunto come per accudire i bambini. Nulla lasciava presagire quanto però accadeva, se non da un racconto emerso fatto da un bambino alla famiglia che ha fatto partire l'indagine. Purtroppo però le vittime potrebbero essere molte altre, perché il ragazzo era ormai attivo come babysitter dal 2019. Quindi le indagini della questura continuano per identificare tutte le piccole vittime di questo babysitter orco. Ci chiarisce tutti gli aspetti delle indagini il questore Marco Odorisio, che abbiamo sentito a microfono pochi minuti fa. Io vi lascio con le sue parole e poi la linea può tornare allo studio. Tutto ciò che viene rinvenuto praticamente su supporti informatici, parliamo di 2 tablet e 2 cellulari, dove da una prima preview che hanno fatto i colleghi appunto della squadra mobile sono purtroppo emerse migliaia di immagini e video a contenuto pedopornografiche, probabilmente una parte scaricata da internet, e però sono stati così individuati centinaia di file relativi a foto e immagini autoprodotte con esplicite violenze sui bambini vittime appunto di appena 4, 5, 6 anni, quindi è scattata appunto l'arresto in flagranza. Adesso c'è, come dicevamo, un aspetto investigativo, quindi anche perché si tratta di risalire al ritroso, perché questo 27enne svolgeva l'attività occasionale di babysitter, promuovendo appunto con questa sua attività con annunci sia in rete, in internet, ma anche sui giornali, sui quotidiani, ragion per cui gli venivano affidati questi bambini. Quindi si tratta dal 2019. Una vicenda terribile, dell'orrore, ha utilizzato le parole giuste la nostra Valentina Visentin. Vi do già un lancio, un aggiornamento flash, ma poi appunto ci collegheremo con Anna Maria Parisi. L'omicidio di Mira, è stato preso il complice del vigile urbano di Salvagno, accusato appunto dell'omicidio di Sergio Tarna. Si tratta di un 38enne italiano di Spinea, quindi c'è una svolta anche nell'indagine per quanto concerne l'omicidio di Mira. Lo ripeto, è stato preso il complice di Salvagno. Fra poco ci collegheremo per tutti i dettagli con Anna Maria Parisi, ma adesso a Vicenza, nel Vicentino, a Noventa Vicentina, con Daniele Garbin. Daniele Garbin, lo vedo, torniamo sulla vicenda, sull'incidente dei giorni scorsi, quello in cui una quindicenne ha perso una gamba travolta da un autobus di linea. Chiaramente un incidente molto molto grave che ha acceso anche un dibattito. Da Noventa Vicentina ci sono degli aggiornamenti. Daniele, buongiorno. Cristian, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Confermo, proprio il giovedì la scorsa settimana è successo questo drammatico incidente davanti all'Istituto Masotto. Ricordiamo che è un pullman che il trasporto scolastico ha investito nella calca, che nel momento in cui uscivano gli studenti, 2 ragazzi, il peggio ha avuto questa 14enne che ha perduto la gamba il giorno successivo per le ferite riportate. Ecco, un fatto, come dicevi, drammatico che ha sconvolto una comunità, a partire dai stessi ragazzi, ma anche gli autisti, insomma, che si sono trovati a gestire una situazione, e su questo c'è un'indagine in corso su cui sono ancora al vaglio degli ispettori anche le immagini delle telecamere. Ecco, dal punto di vista delle istituzioni, come il sindaco Mattia Veronese, buongiorno. Sì, buongiorno. Questo, diciamo, è importante perché è stato convocato un tavolo che in questo momento proprio si è concluso mezz'ora fa, con varie istituzioni, proprio per discutere di questo episodio. Tra l'altro anche un tavolo ad alto livello, vero, perché era presente i vertici della società, l'ispettorato, la dirigente scolastica e chi altro? Sì. Intanto partiamo con la solidarietà nei confronti della ragazza coinvolta, purtroppo con dei danni importanti, e l'altro ragazzo che mi dicono in fase anche di miglioramento. Però
un pensiero di solidarietà anche nei confronti dell'autista che si è trovato sicuramente a gestire una situazione imprevista. Era necessario fare un punto della situazione, il tavolo è stato allargato non solamente all'azienda SVT, che ovviamente sta ascoltando tutte quante le varie testimonianze che per capire dove anche migliorare il servizio, ma ovviamente la presenza della scuola con la presenza anche della dirigente provinciale, dottoressa Morbioli, che ringrazio. Al tavolo erano presenti i ragazzi, i rappresentanti di istituto e alcuni rappresentanti del mondo dei sindacati, quindi responsabili della sicurezza del personale, e un rappresentante dei genitori. Questo ci fa pensare che il problema di Noventa legato sostanzialmente a questo incidente deve essere portato a un tavolo provinciale, quindi questo è il messaggio finale dell'incontro, in quanto quello successo a Noventa è un episodio che purtroppo potrebbe capitare in qualsiasi altra parte, anzi è già capitato non solamente nel Vicentino ma anche nel Padovano, a est a 15 km più di qualche giorno fa, insomma situazione similare con esiti fortunatamente meno gravi. Quindi la sicurezza in primo piano, che mettiamo noi come amministrazione comunali. Noi attendiamo ovviamente che ci siano fatte tutte le indagini del caso, però al di là di chi è adesso la responsabilità di questo incidente, cercheremo di cogliere praticamente tutti gli aspetti per migliorare ulteriormente la sicurezza di quella via, che però sarà una via che nell'immediato futuro vedrà sostanzialmente la soluzione del trasporto con i mezzi pubblici indirizzati in un'altra strada, perché il Masotto è una scuola che ha 1700 studenti, è in fase di aumento del numero di insegnanti e di persone legate anche al mondo scolastico oltre che di studenti, e quindi con la provincia c'è un investimento importante di ampliamento. Il quale ampliamento, perché è importante, sarà dato da un nuovo parcheggio con entrata in sicurezza per i mezzi SVT, il quale verrà realizzato nei prossimi 2 anni. Ecco, ci sono state tante questioni che sono state discusse, abbiamo anche sentito i ragazzi. Il problema è che si parla di dilazionare magari l'orario di uscita, far arrivare i pullman 10 minuti prima, insomma l'assembramento va gestito, ma va gestito anche la forma, la sosta, i pullman devono essere fermi, insomma abbiamo capito che è possibile migliorare. Ecco, partendo da qui voi cosa cambia domani? Ogni attore al tavolo ha posto per dell'attenzione sul migliorare l'efficientamento di un trasporto, che sicuramente dovrà insieme con la scuola capire dove sono i punti da migliorare dal punto di vista degli orari, piuttosto che su eventuali controlli in più. D'altra parte però molta responsabilità da parte anche degli studenti nel riconoscere la responsabilità anche direttamente degli utenti della strada, in questo caso ragazzi che escono da scuola e che devono anche avere la consapevolezza che messo il piede in una pubblica via devono rispettare il codice della strada e quindi avere un comportamento responsabile per se stessi e per gli altri. Questo è indubbio, e quindi su questo un impegno da parte della scuola per una maggiore attività legata all'educazione stradale e all'educazione civica, e su questo ringraziamo la dottoressa Morbioli e anche la nostra preside. La ringraziamo anche noi voi, insomma seguiremo da vicino l'evolversi della vicenda. Ecco, per il momento allora in tutto grazie. Sì. Grazie a voi, grazie a tutti quanti i telespettatori. Ecco, da Noventa Vicentina è tutto. Cristiano, a voi la linea. Grazie Daniele. Garbin, un'altra vicenda, una bambina finita in ospedale a Treviso per aver ingerito dell'hashish contenuto forse in un dolce. La piccola è stata presa in cura dai medici del Cafoncello che l'hanno attentamente seguita prima in terapia intensiva, poi in pediatria fino alla ripresa. L'ULSS 2 fa sapere che l'episodio è accaduto ai primi di dicembre e ha visto coinvolta una bambina di appena 10 mesi. La piccola è stata accompagnata al pronto soccorso dai genitori preoccupati per lo stato di sonnolenza e astenia manifestato dalla figlia. Dopo, stando a quanto riferito ai medici, l'ingestione accidentale di un pezzettino di hashish che sarebbe avvenuta nel primo pomeriggio. Il caso è stato immediatamente segnalato all'autorità giudiziaria, sono stati attivati i servizi sociali e l'ente interprovinciale maltrattamento minori. Si è tenuto un tavolo tecnico nel quale è stato definito un percorso di dimissione protetta comunicato ai genitori. Questi ultimi, a 10 giorni dal ricovero, hanno però comunicato la decisione di autodimissione. Questa la vicenda che poi è stata chiarita anche dal punto di vista tecnico nella tarda mattinata di oggi dagli stessi vertici dell'ULSS 2 della Marca trevigiana.
Ritorniamo nel Padovano, anzi la vedo collegata alla nostra Daniela Sizzia con Nicoletta Rizzetto. È la notizia di questi minuti, è la notizia del giorno, il terribile incidente stradale che si è registrato nella tarda mattinata in via Piave a Maserata. Torniamo a collegarci con te, Daniela, ci sono degli aggiornamenti? Veramente? Sì, buongiorno ancora Christian. Ecco, in questo momento stanno coprendo, sembra che sia la vittima ed è l'autista del furgone. Vedete le operazioni, purtroppo non si avvicinano nemmeno più il soccorso e il 118. La vittima è sicuramente il conducente del furgone, non c'è la certezza di una seconda persona, quindi davvero si spera che la vittima sia solo una persona ferita. Io sono con un testimone, una persona che era qui nel momento di questo tragico incidente e che Christian un po' ci spiega quello che è accaduto. Preferisce non farsi riprendere, però insomma riesce a spiegare per far capire che cosa è accaduto qui nella mattinata. Cosa ha visto? Allora, praticamente io ero dietro alla cisterna in direzione Cimadolmo Maserata. Stavamo viaggiando a velocità normalissima, a un certo punto in prossimità della curva lato opposto sopraggiungeva la Fiat Panda che improvvisamente ha invaso la corsia opposta. L'autista del mezzo se n'è accorto, ha sterzato tutto a destra mettendo le ruote nell'erba, ha preso il fianco del guardrail che gli ha fatto da elastico per purtroppo andare a prendere in frontale il furgone e la Panda, E chiamato subito i soccorsi, abbiamo assistito la signora che era vigile, ferita ma vigile. La signora che era dietro di me è rimasta con la donna ferita della Panda, è rimasta vigile fino all'arrivo dei soccorsi. Noi mentre ci siamo avvicinati alla cisterna e ci siamo accorti solo dopo che c'era un furgoncino sotto. Abbiamo provato a chiamare in tutti a gran voce se si sentiva qualcosa, non c'era niente, non si sentiva nulla. L'autista è uscito del camion, è uscito da solo Voi siete accorti solo in un secondo momento che il camion aveva completamente, purtroppo come avete visto, preso un furgoncino e dentro nessuno rispondeva? Sì, ce ne siamo accorti solo in un secondo momento. Avete provato ma nessuno vi dava risposta? Nessuna risposta. Purtroppo nessuna risposta, grazie intanto. Purtroppo nessuna risposta, Christian, perché l'autista, come vedete, purtroppo non ce l'ha fatta, è rimasto completamente schiacciato. Ora le operazioni per estrarre il corpo dal furgone. L'autista invece del camion è ferito leggermente, però sta bene, insomma, sotto shock e qua si sta cercando di ricostruire l'incidente e ancora da capire quest'altro veicolo come sia rimasto coinvolto in questo incidente che vi ricordo sono con 2 macchine, l'autobotte Carapina di Vino e poi il furgone dove, come potete vedere, ora stanno cercando di estrarre il corpo del conducente. Christian, davvero qua da Maserata è tutto, se non hai domande io ti restituisco la linea. Grazie Daniela Sizzia con Nicoletta Rizzetto, grazie anche al tuo ospite, una testimonianza importante che ha un suo peso specifico in questi minuti, in queste ore di indagine. Chiaramente avete visto l'esito di questa mattinata di mobilitazione che si sta registrando da giorni anche sui Colli Euganei, le ricerche di Annabella Martinelli, la 22enne padovana scomparsa il giorno dell'Epifania. La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona.
L'elicottero drago dei Vigili del Fuoco e i droni hanno sorvolato per tutto il giorno e anche quest'oggi si sono rialzati in volo sopra Passo delle Fiorine a Teolo. Proseguono le ricerche di Annabella Martinelli, studentessa padovana di giurisprudenza, scomparsa da casa lo scorso 6 gennaio dopo essere uscita di sera in bicicletta. La procura di Padova intanto ha deciso di aprire un fascicolo di inchiesta contro ignoti per sequestro di persona in modo da consentire agli investigatori tutti gli accertamenti possibili. A Teolo, nel quartier generale, si alternano uomini del soccorso alpino, volontari della protezione civile, squadre cinofile per battere palmo a palmo ogni anfratto e grotte nella boscaglia. Si parte dalle uniche certezze sul percorso fatto da Annabella, che la sera del 6 gennaio è uscita di casa dei suoi genitori nel quartiere Forcellini a Padova. Ha detto di dover incontrare un'amica. In sella alla sua bicicletta si è diretta verso la pizzeria dove, come quando, dove alle 22 circa ha ritirato 2 pizze ordinate telefonicamente per asporto. Perché 2 pizze? Si doveva incontrare con qualcuno, questo è il primo mistero. Poi a Teolo è entrata nella pizzeria La Pepita dove ha acquistato 2 bibite. La sua presenza è ripresa anche dalle telecamere del municipio di Teolo, proprio lì davanti. E sembra lei, c'è stato un passaggio, una tarda serata, sembra del 6. La sua bici è stata trovata legata con il lucchetto poco distante nella frazione di Villa di Teolo. Perché chiuderla con il lucchetto? Questo è il secondo aspetto da chiarire. Gli inquirenti hanno sentito anche le sue amiche, chi studiava con lei a Bologna da tempo, la 22enne aveva smesso di dare esami, e anche l'ex fidanzato che aveva lasciato in estate. Non si esclude possa aver raggiunto il capoluogo emiliano, ma le ricerche sui Colli Euganei continuano. Un altro alert, persona scomparsa che si tinge di giallo. Ci spostiamo nell'area del Bassanese con la nostra Vanessa Banzato che vedo pronta. Parliamo della scomparsa di Antonio Menegon, il perito anti-autovelox, così è stato ribattezzato, scomparso nel nulla. È un vero e proprio giallo. Vanessa, buongiorno. Sì Cristian, buongiorno a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. 11° giorno dall'ultimo avvistamento di Antonio Menegon. Era stato avvistato dalle telecamere, ripreso dalle telecamere della videosorveglianza di un privato proprio davanti alla sua galleria d'arte. Siamo tornati anche oggi in via Garibaldi a Rosà. Era stato visto salire su un furgone guidato da un'altra persona e sempre davanti alla sua galleria, sempre il 3 di gennaio scorso, era stato riportato proprio davanti alla sua attività. Da allora più nulla e l'ipotesi del rapimento si fa sempre più strada, perché lo ricordiamo, Antonio Menegon era stato consulente, il super consulente in tantissime battaglie contro gli autovelox irregolari e proprio in una delle prossime udienze avrebbe dovuto testimoniare nel corso del processo iniziato a Cosenza ancora lo scorso 8 gennaio contro appunto i velox irregolari. Grazie a quella perizia che aveva portato avanti in collaborazione con la procura cosentina, la stessa procura aveva cancellato, bloccato centinaia di velox. Di conseguenza una vicenda che pare possa essere davvero legata all'attività di Menegon e che tra l'altro Menegon assieme ad altri tecnici ed esperti periti dei velox illegali aveva lavorato un po' in tutta Italia, non soltanto in Calabria, Veneto compreso. Forse proprio la sua attività, è stato detto in tante occasioni, ma mai come oggi questa ipotesi sembra quella più acclarata, proprio la sua attività potrebbe essere all'origine, alla base della sua scomparsa. Abbiamo sentito diverse persone che hanno lavorato con lui, che lo conoscono molto bene e sono praticamente certe che Menegon, 78 anni, non si sia allontanato da casa volontariamente, ma sia stato sequestrato ancora da capire da chi, perché anche la pista calabrese resta tra quelle più possibili, visto il suo impegno che ha profuso nel tempo, soprattutto seguendo questa scia degli autovelox illegali, irregolari appunto nella zona
del Cosentino. Le piste sono tutte aperte, è vero, purtroppo l'ipotesi del rapimento a oggi, Christian, resta quella insomma più possibile. Verranno ancora una volta scandagliati, controllati i dispositivi elettronici di Menegon, ovvero i PC, ovvero il telefono cellulare, per capire se da lì si riesca a risalire a una possibile certa pista per capire che fine abbia fatto l'ingegnere Antonio Menegon. Per il momento da Rosà è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzato. Veniamo alle novità sull'omicidio Tarn. È stato arrestato il presunto complice di Salvagno. Dovrei avere in collegamento telefonico Anna Maria Parisi per tutti gli aggiornamenti. Anna Maria, cosa ci puoi dire? Sì, Christian, dunque l'uomo arrestato è un 38enne residente a Spinea in provincia di Venezia, ed è un italiano. Le forze dell'ordine, cioè i carabinieri, questa mattina lo hanno arrestato e hanno eseguito proprio l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di questo 38enne italiano, ripeto, residente a Spinea, ritenuto il complice di Riccardo Salvagno, il vigile urbano 40enne che ha sequestrato e ucciso il 25enne Sergiu Tarna, cioè il barman moldavo ucciso nella notte tra il 30 e il 31 dicembre scorso con un colpo di pistola alla testa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Salvagno, già in carcere con l'accusa di omicidio volontato, ha fatto il nome dell'uomo durante l'interrogatorio, quindi esclusa soprattutto la pista del ricercato albanese. I militari hanno raccolto tutti gli elementi indiziari, compresi naturalmente i tabulati telefonici e le immagini di videosorveglianza, e quindi hanno ottenuto dal GIP il provvedimento restrittivo. C'è da dire ancora, Christian, che il 38enne non si era mai allontanato dalla sua abitazione di Spinea, dove è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Per l'accusa dunque avrebbe partecipato sia al sequestro del barman all'uscita del bar di Chirignago, dove siamo stati nei giorni scorsi, sia alla successiva esecuzione nella campagna di Malcontenta. C'è da dire che le indagini, che inizialmente avevano privilegiato la pista della droga, poi hanno avuto una deviazione con la ricostruzione degli inquirenti, che ha virato verso il movente legato al famoso video privato che ritrova Salvagno in una situazione, come dire, compromettente con una trans, di cui la gente temeva la diffusione tra i telefonini. Salvagno, che è ancora in carcere a Montorio Veronese, tra l'altro nega di aver sparato personalmente, ma ammette frammenti confusi della notte del delitto, confermando però la presenza di questo partecipante. Ora le indagini continuano su eventuali altri complici e sempre su questo movente legato alla paura di Salvagno che il video compromettente potesse circolare. Christian. Anna Maria, grazie davvero per tutti questi aggiornamenti. È una svolta importante in questo fatto di sangue che ha segnato la cronaca di queste settimane nel veneziano e in Veneto. Rimaniamo nel veneziano con la nostra Edi Caliman. La vedo pronta all'esterno di Ca' Foscari, se non sbaglio, perché c'è un caso in Ca' Foscari, studentesse spiate nei bagni. Cosa sta succedendo? Edi, buongiorno. Cristian, buongiorno a te e ai telespettatori. Siamo nel campus scientifico della sede di Via Torino dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove poco prima di Natale erano successi due episodi denunciati da due studentesse che preferiscono rimanere anonime. Si sono viste nell'atto dei loro bisogni vedere dall'entrata sottostante alla porta del bagno un telefono e un avambraccio per riprenderle in quegli atti. Denuncia che è arrivata
arrivata allo scoperto di tutti proprio in questi giorni. Per Ca' Foscari e tutti gli studenti e le studentesse sono giorni e settimane di sessione, motivo per cui non c'è il solito via vai qui all'esterno dei padiglioni. Tutto questo è avvenuto al padiglione Z, l'ultimo in fondo a destra di questo vasto complesso del campus scientifico, quello di tecnologie umanitarie, e tra l'altro questo atto è stato denunciato dalla stessa università e dipartimento che unitamente con la decisione dei suoi direttori ha fatto pervenire a tutti gli studenti di tutto il campus, quindi di tutto il complesso che vedete alle mie spalle, una mail scritta sia in italiano che in inglese che appunto denunciava il fatto e invitava studenti e studentesse a denunciare qualsiasi atto di molestia. Non è d'accordo nella presa di posizione dell'università invece il collettivo LISC, il collettivo che opera proprio all'Università Ca' Foscari e poi anche in tutta Venezia, un collettivo transfemminista che dice che sostanzialmente l'università non fa abbastanza per tutelare le sue studentesse. Di molestie si parla troppo poco. Abbiamo sentito qualche studente che sta andando avanti e indietro qui per svolgere qualche esame e dice che è una situazione che è allarmante, è preoccupante, perché abbiamo incontrato anche un ragazzo che frequenta da 6 anni questo plesso e non si era mai imbattuto in un fatto del genere. Vero è che, come forse riuscite anche a vedere dalle immagini di copertura dal sito che tanti conosceranno, tanti studenti e studentesse conosceranno, che frequentano la Ca' Foscari, un gruppo Facebook in cui di solito viene usato per cercare o ritrovare oggetti smarriti, persone che si sono conosciute o di servizi che ci sono nella struttura di Ca' Foscari in tutte le sue sedi. È stato negli anni ribadito anche questo allarme. Era un fatto già successo in 2 occasioni, intorno al 2015 o al 2016, dopodiché non era più stato denunciato nulla. È stato chiesto da parte dell'università di chiamare appunto il centralino per segnalare eventuali molestie o atti simili. Sentiamo intanto le parole di una delle rappresentanti proprio di Ca' Foscari. In merito a quanto avvenuto presso il campus scientifico di Via Torino, noi come rappresentanti dell'Università Ca' Foscari sentiamo il dovere di esprimere la più ferma condanna verso qualsiasi episodio di violenza di genere, molestia o qualsiasi danno che venga arrecato alla libertà e alla dignità della persona. Io stessa, in primis come donna e poi come rappresentante, sento il peso che un accaduto come questo può avere sulle mie colleghe e soprattutto sul loro senso di sicurezza all'interno di un luogo che dovrebbe essere emblematicamente luogo di tutela, crescita e sicurezza. Oltre a condannare e a risottolineare la gravità dell'accaduto, dobbiamo però sottolineare la necessità di fare chiarezza su questi fatti, affinché i responsabili possano essere condannati in maniera certa e grave. Cogliamo quindi questa occasione per ribadire come spazi concreti di ascolto per gli studenti all'interno dell'università esistano. Pensiamo al CUG, il Comitato Unico di Garanzia, che nasce con l'obiettivo di contrastare qualsiasi disparità di genere e favorire le pari opportunità. Il CUG è uno spazio a cui gli studenti possono accedere direttamente, concretamente, per segnalare qualsiasi episodio di disagio a cui assistono personalmente o che vedono subito dagli altri. Come rappresentanti dunque ci impegneremo affinché l'università torni ad essere un luogo di tutela, di sicurezza, di ascolto, dove tutti si sentano protetti. È arrivata anche la nota dal rettorato: ci dispiace molto per l'accaduto e quanto ci è stato segnalato. Ca' Foscari da tempo ha investito una serie di servizi e strumenti che sono appunto a disposizione studentesse e studenti per segnalare comportamenti inadeguati, spiacevoli molestie e discriminazioni, come appunto raccontava la rappresentante. Cristian, questi gli aggiornamenti per ora dal campus universitario. Se non hai domande con Simone Merlo, a te la linea. Grazie a te Edi, grazie a Simone Merlo per la parte tecnica. Sempre per la cronaca parliamo di una ragazzina molestata da un 43enne. La giovane, che allora aveva 15 anni, ha registrato con il cellulare le frasi e le avance morbose di quest'uomo, che per questo è finito a processo. I fatti nel Trevigiano.
Mamma e figlia in difficoltà erano state ospitate per un periodo a Possagno da un'amica della donna. Nella stessa abitazione abitava anche un 43enne. L'uomo aveva iniziato subito a mostrare attenzioni verso la giovanissima, che allora aveva 15 anni. I fatti sono accaduti nel 2022, dai complimenti spinti alle molestie vere e proprie, fino a quando la minorenne aveva deciso di registrare con il suo cellulare i continui abusi arrivati alle richieste di atti sessuali. Poi aveva mostrato tutto alla mamma. Immediata la denuncia ai carabinieri. Il 43enne di origine romena è stato accusato di violenza sessuale su minore e atti sessuali con minorenni. Per l'uomo è iniziato ora il processo. La giovanissima in fase di indagine aveva ripetuto ai carabinieri tutte le accuse e aveva riconosciuto il suo molestatore attraverso alcune foto segnaletiche dell'uomo che risulta essere un pregiudicato. E a proposito di violenze di genere e domestiche sono in primo piano nel bellunese dopo il tentato femminicidio di Cortina di giovedì scorso. Da inizio anno sono già 2 i casi di codice rosso segnalati e seguiti dalla squadra mobile e dall'anticrimine. Facciamo il punto con Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. In questura per parlare di violenza di genere, di violenza domestica è il caso che vi abbiamo riferito nelle scorse ore, quello dell'arresto per stalking, un bellunese nei confronti di una cittadina di nazionalità georgiana e successivamente un ammonimento del questore per una serie di violenze domestiche che andavano avanti da diversi anni. Un ammonimento che è significativo anche della forza che hanno avuto nella fattispecie questa donna sulla quarantina d'anni e la figlia poco più che ventenne di rivolgersi agli uffici della questura, segno che la prevenzione e anche l'attività di divulgazione di queste tematiche che sono fondamentali fanno presa nei confronti delle donne. Al mio fianco la dottoressa Cristina Rizzo, che è la dirigente della squadra mobile di Belluno, alla mia destra la dottoressa Giovanna Cafaro, che è vice dirigente, commissario vice dirigente della divisione anticrimine. Partirei con la dottoressa Rizzo per inquadrare i 2 casi differenti che avete affrontato, però sono già 2 casi da codice rosso poco più di 15 giorni. Sì, effettivamente siamo molto contenti per l'epilogo che c'è stato in entrambi gli interventi. Il primo si è concluso la giornata di venerdì 9 gennaio, abbiamo arrestato per stalking un cittadino bellunese a seguito delle condotte persecutorie con cui vessava l'ex compagna dal mese di settembre, e invece nella giornata di ieri abbiamo eseguito, a seguito della richiesta da parte della Procura di Belluno, un'ordinanza cautelare che ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento nei confronti di un cittadino moldavo per le condotte di maltrattamenti che poneva in essere effettivamente da diverso tempo ai danni del nucleo familiare. Ecco, dobbiamo dire che lo scorso anno sono stati perlomeno una quarantina i casi all'attenzione della questura di Belluno, casi da codice rosso, ed è un dato che certamente deve fare riflettere. Così, dottoressa Cafaro. Sì, esatto, infatti i casi appunto di codice rosso circa 40, ma la questura comunque risponde bene anche con una forte attività di prevenzione di cui si occupa quindi la divisione anticrimine, tant'è che appunto sono stati fronteggiati la maggior parte di questi casi anche con delle misure di prevenzione adottate da parte del questore, in particolar modo gli ammonimenti, che sono appunto misure di prevenzione che vanno a prevenire appunto che determinate condotte possano sfociare quindi nell'ambito penale, quindi forniscono questa tutela anticipata nei confronti della vittima. E nel corso del 2025 sono stati diversi gli ammonimenti, sono stati circa 18, e già nel 2026 solo a gennaio
in questi 15 giorni già abbiamo avuto 2 ammonimenti per violenza domestica, quindi questo è il segno appunto che i cittadini ormai iniziano a conoscere quali sono gli strumenti per poter fronteggiare queste situazioni e si rivolgono a noi appunto per cercare aiuto, quindi non hanno più paura di mostrarsi e dimostrare anche le proprie fragilità e quindi cercare aiuto da parte nostra. Ecco, questa prevenzione per chiudere, per definire qui questo nostro contributo passa anche attraverso una app che è in funzione, che funziona da poco tempo ma che ha già iniziato a dare potenti risultati, è l'app YouPoll, attraverso la quale il cittadino che si trova in difficoltà può segnalare e può anche chattare, ma nel momento in cui chatta e quindi segnala un episodio si attiva di fatto una allerta nelle centrali, alla centrale operativa della Polizia di Stato. È così. Sì, effettivamente noi lo ricordiamo sempre, insomma, ai cittadini che vengono qui da noi, si rivolgono a noi della Polizia di Stato. Effettivamente l'applicazione YouPoll è un'applicazione vincente perché molto spesso la vittima di violenza domestica, ma anche di altre condotte, insomma, penalmente rilevanti, non sempre può recarsi fisicamente in ufficio e parlare con noi. Questo è sicuramente uno strumento di prossimità di cui la Questura dispone e con cui può essere ancora più vicina al cittadino. Che cosa diciamo alle donne che in questo momento ci stanno guardando per sensibilizzarle, ce ne fosse ancora bisogno, rispetto anche all'importanza, alla necessità di segnalare questi casi? Beh, alle donne che ci ascoltano vorrei dire di non avere paura, di farsi avanti e di non provare vergogna nel raccontare la loro storia, perché un aiuto è sempre bene chiedere un aiuto, mai rimanere da sole, oppure raccontare, magari se si ha paura di avere un approccio iniziale magari con noi, quantomeno raccontare qualcosa a un'amica, a un parente, anche perché potranno essere poi loro a venire da noi e raccontarci quindi la storia e fare in modo che noi possiamo attivarci in qualche modo. Quindi non avere paura ma cercare aiuto. Così dalla Questura di Belluno la nostra Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. Saluto e ringrazio Alessandro Dianin che è ospite in studio qui con me. Alessandro Dianin, sociologo, presidente di Giovani Orizzonti a Padova. Con Dianin parliamo oggi soprattutto di sicurezza urbana e di tutti i temi legati alla sicurezza. È un tema che va affrontato a 360 gradi, però appunto non si può parlare di sicurezza senza raccontare quello che succede, e per questo adesso vi propongo un contributo che Daniela Sizzia aveva registrato poco prima di recarsi a Macerata per il terribile incidente che vi abbiamo documentato con il tenente colonnello Mazzanti. Daniela Sizzia fa il punto della sicurezza in città a Treviso, fronte caldissimo in questi giorni, come sapete ci sono state tantissime spaccate, tanti furti, anche piccoli furti come quello che vi stiamo raccontando, che vi abbiamo già raccontato, il furto delle mance alla Gigia, che è il locale di fatto storico di Treviso. Ebbene, quell'uomo che era stato immortalato dalle telecamere è stato identificato e denunciato. Questo è stato un periodo difficile sul fronte delle spaccate e dei furti un po' in tutta la Marca, ma soprattutto nel centro di Treviso. L'abbiamo visto esercenti che sono esasperati, le indagini dei carabinieri che hanno portato a identificare ora un soggetto. Parliamo di un furto che era avvenuto il giorno di Capodanno, il 31 di dicembre, nel cuore di Treviso, dalla Gigia. Ora avete identificato, comandante, un soggetto. Sì, allora come ha detto bene lei, è stato un periodo in cui sicuramente ci sono stati più episodi che hanno interessato il capoluogo. Di alcuni di questi episodi siamo stati interessati noi come Arma dei Carabinieri per la competenza settoriale, e abbiamo in questo caso identificato un soggetto, un 33enne italiano, residente in provincia con numerosi precedenti penali. Attraverso l'esame delle telecamere di videosorveglianza interna siamo riusciti
costretti a riconoscerlo come quello che ha prelevato il barattolo delle mance all'interno della osteria della Gigia, noto locale qui di Treviso. Persona che ora state controllando, perché potrebbe non essere stato questo il suo unico colpo. Diciamo che siamo riusciti a identificare sicuramente il responsabile di un altro colpo, tra virgolette, operato però in provincia, quindi non in il capoluogo, però stiamo analizzando tutti i dati che abbiamo in possesso per vedere se possiamo addebitare la responsabilità di altri episodi sempre a questo soggetto. Ecco, comandante, è stato un periodo difficile, l'abbiamo detto, il consiglio per i cittadini, ma non solo, anche per l'esercente, è quello di sempre denunciare immediatamente alle forze dell'ordine, anche quando si vede qualcosa di anomalo. Allora, dobbiamo uscire dall'equivoco che l'intervento in flagranza di reato è esclusivamente risolutivo. In realtà tutte le denunce a noi servono per poter fare anche una statistica. Molte volte viene come dire ritenuta superflua, in realtà a noi serve per orientare i servizi sul territorio, ma soprattutto per renderci conto di quello che effettivamente sta accadendo sul territorio, perché ricordiamolo, insomma, i social non sono il luogo ideale per denunciare. Il luogo ideale sono le stazioni carabinieri, i commissariati, i luoghi delle forze di polizia, che sono deputate al contrasto dei reati in via generale, in competenza generale, e soprattutto anche all'analisi statistica di quello che accade per poter, come dicevo prima, orientare i servizi in maniera efficace. Furti continui non solo nei negozi ma anche nelle case, e ovviamente indagini sempre da parte dei carabinieri, e avete potenziato voi l'organico soprattutto sulle strade nel periodo quello più difficile, quello di Natale. Sì, sappiamo perfettamente che il periodo autunnale e invernale sono i momenti più difficili per i reati predatori, un po' perché chiaramente il tutto è favorito dall'imbrunire che arriva molto prima rispetto agli altri mesi dell'anno, e questo sicuramente è un momento di particolare attenzione per noi. Ricordo che comunque abbiamo sempre ogni giorno almeno 100 pattuglie sul territorio, parliamo della provincia principalmente, ma anche per quanto riguarda la città. Chiaramente noi contribuiamo insieme alla Polizia di Stato al controllo settoriale del capoluogo, e questo, come dicevo, ci consente di esprimere ogni giorno sul territorio un numero di personale sicuramente adeguato a quello che sono le esigenze di carattere operativo e soprattutto per la sicurezza del territorio. Grazie davvero, grazie comandante, da Treviso è tutto. Questo è il punto fatto in mattinata sulla sicurezza in città Treviso da Daniela Sizzia, al comando di via Cornarota, il comando dei Carabinieri. Noi rientriamo fra pochissimo con Alessandro Dianin per occuparci dei temi della sicurezza urbana, ma anche per aggiornarvi sull'incidente terribile di Maserada, sulla svolta nell'indagine dell'omicidio di Mira, e poi tanti fatti di cronaca che stanno segnando questa giornata a Nord-Est. Adesso per noi c'è qualche istante di pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questa giornata a Nord-Est segnata da tanti davvero fatti di cronaca. Vi do un'ultima ora, me lo segnala la nostra Tiziana Bolognani da Belluno. Rapina questa mattina a Cortina d'Ampezzo, una gioielleria del centro in Corso Italia. 3 uomini incappucciati armati sono stati braccati durante la fuga. Hanno indotto la commessa a consegnare loro dei gioielli, quindi si è registrata una rapina questa mattina a Cortina d'Ampezzo ai danni di una gioielleria del centro. La buona notizia è che questi 3 delinquenti che erano travisati, quindi hanno agito armati e travisati, sono stati acciuffati durante la fuga. Ovviamente tutti i dettagli nel corso delle prossime edizioni. E poi c'è l'incidente, il terribile incidente che si è registrato a Maserada, in località Salettuoli, in via Piave, la strada che collega a Cimadolmo, per intenderci. Una persona ha perso la vita in questo incidente che ha coinvolto 3
mezzi, mentre un quarto ha subito danni più lievi. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto sembra che un'auto abbia improvvisamente invaso l'opposta corsia di marcia, tagliando la strada a una autobotte che trasportava del vino, che per evitare l'impatto si è ribaltata finendo nella scarpata sottostante, andando a schiacciare un furgone doblò che stava viaggiando in senso opposto di marcia. Nell'impatto ha perso la vita una persona, mentre sono rimasti feriti l'autista dell'autobotte e l'anziana alla guida dell'auto, come ci aveva peraltro riferito la nostra Daniela Sizia sul posto. Le operazioni di soccorso sono tuttora in divenire, sono molto complesse, lo potete immaginare. Il su M118 è intervenuto con l'elicottero di Treviso Emergenza, mentre per i rilievi ci sono sia la polizia locale di Macerata sul Piave che i carabinieri, quindi il bilancio parla di una vittima, ma lo vedete dalle immagini poteva andare addirittura peggio. E si è registrato un terribile scontro tra due auto anche a Bagnarola, di Sesto alla Reghena, quindi andiamo in Friuli. 4 feriti, di cui 2 in modo grave. Ci racconta tutto il nostro Federico De Ros che si trova sul luogo del sinistro. Sì, buongiorno e ben ritrovati. Purtroppo ci troviamo a Bagnarola di Sesto a Reghena in via Trieste a documentarvi un terribile incidente frontale che si è verificato questa mattina intorno alle 7:30, un frontale tra una Lancia Libra e una Fiat Punto che ha coinvolto in totale 4 persone, tutte rimaste ferite. A bordo di un'auto, più precisamente sulla Fiat Punto, che si trova dall'altro lato della carreggiata, viaggiava un papà con il proprio figlio, e invece nella Lancia Libra 2 donne. Come potete vedere dalle immagini, testimoni silenziosi di questo terribile incidente sono il volante completamente sradicato, una portiera, il vetro anteriore, un'altra portiera qui sotto di noi. Vediamo che i rilievi da parte della polizia locale di Sesto a Reghena sono ancora in corso. Qui di fronte a noi vediamo un altro addirittura guanto, e poi poco distante da dove ci troviamo noi ora addirittura 2 scarpe appartenenti a una delle signore a bordo della Lancia Libra. Purtroppo, come lo abbiamo anticipato, il bilancio è pesante, con 4 persone rimaste ferite. Si è attivata una macchina di soccorsi importantissima con operatori sanitari del 118, con 2 ambulanze, 2 elisoccorsi decollati proprio da Udine, vigili del fuoco e la polizia locale proprio di Sesto a Reghena, che sta continuando con i rilievi. Il papà a bordo appunto della Fiat è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Udine assieme ad un'altra donna che viaggiava a bordo proprio della Lancia Libra, e invece il figlio e l'altra donna sono stati portati in ospedale a Pordenone, anche loro per traumi e ferite riportate. Le condizioni più gravi ovviamente sono per il papà e per una delle donne che attualmente si trovano ricoverate in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti questa sera al telegiornale regionale. Per il momento però da Sesto a Reghena è tutto, a te in studio. Grazie Federico De Ros, è un vero e proprio bollettino di guerra quello che arriva dalle strade del Veneto. Anche questo, Dianina, lei è sociologo, insomma è un tema, quello della sicurezza stradale, a proposito di sicurezza. Assolutamente, intanto non si può che esprimere vicinanza ai familiari delle vittime, dei morti, dei feriti. Sono immagini che ci lasciano senza parole, così un fulmine a ciel sereno in questa mattinata lavorativa in Veneto.
Ed è un tema assolutamente, nel senso che molto spesso appunto si esce di casa, si fanno le cose di tutti i giorni, ci si reca a lavoro, si torna dal lavoro, si esce anche solo magari per vedere altre persone, per divertirsi, e si può trasformare in un viaggio senza ritorno. Ovviamente in questo momento qualsiasi commento risulta superfluo, se non ovviamente un augurio di buon lavoro alle forze di polizia coinvolte, agli operatori sanitari, però certo la sicurezza stradale è un grandissimo tema. Devo anche dire però si registra, ovviamente questi sono casi molto ma molto diversi, per quanto riguarda molto spesso gli incidenti serali magari dovuti all'abuso di alcol, si registra nelle giovani generazioni una diminuzione del consumo di alcol negli ultimi anni, molto importante, quindi probabilmente c'è anche una cultura diversa che si sta diffondendo. Però aumentano, e questo non solo tra i giovani, sia ben chiaro, certo, anzi, le distrazioni. Assolutamente sì. Un enorme tema è quello per esempio dei cellulari alla guida. È una cosa che magari capita di vedere a tutti nel momento in cui usciamo di casa, ci mettiamo alla guida, altre persone al telefono. Molto spesso può capitare anche un secondo, un messaggio che arriva, il suono del cellulare che ci distrae e che può poi rivelarsi il momento fatale. Quindi è una cosa, anche lo lanciamo come appello, è una cosa a cui fare moltissima attenzione. I cellulari vanno messi in silenzioso, vanno lasciati nella tasca della giacca piuttosto che nel baule, nel senso non bisogna assolutamente averli a disposizione, perché delle volte ci sono anche dei riflessi involontari, si guardano, si guarda il messaggio che arriva, non è necessariamente il rispondere a una telefonata, il distrarsi seguendo una chat, ma è semplicemente il distogliere per un secondo lo sguardo dalla strada, perché anche questo può rivelarsi. Lei diceva una cosa giustissima, no? Diminuiscono gli incidenti causati dall'alcol, quindi magari anche dalla dipendenza nei confronti di sostanze alcoliche, psicotrope, stupefacenti, ma c'è la dipendenza da cellulare. Assolutamente. Che poi non riguarda chiaramente solo la sicurezza alla guida. È un tema enorme, ma infatti il tema delle dipendenze è una cosa che non dobbiamo mai racchiudere solo nelle sostanze, quindi nelle cose di cui si può in qualche modo abusare assumendole fisicamente. La dipendenza c'è da moltissime cose, possiamo allargare il campo all'infinito, però c'è una grande dipendenza dal digitale. Adesso c'è il grande tema dell'intelligenza artificiale che viene utilizzata quasi per tutto in tantissimi settori, e come in tutte le cose, io lo dico sempre, il digitale, le innovazioni possono essere un'opportunità, qualcosa per fare le cose meglio, addirittura più in sicurezza, per evolvere in qualche modo gli stili di vita, le produzioni, la ricerca scientifica, però possono anche rivelarsi ovviamente un rischio a cui prestare attenzione. Bisogna sempre capire qual è il perimetro e capire dove fermarsi. Sicurezza per sicurezza, c'è poi la sicurezza che riguarda le città che sono nel mirino sempre più di ladri, delinquenti. Abbiamo parlato prima di Treviso, ritorniamo a Treviso, ma il tema è chiaro, riguarda tutte le città del Veneto, riguarda Padova, riguarda la sua Padova di Anin. Fatto sta che ieri il sindaco di Treviso, proprio per parlare di sicurezza, ha incontrato il presidente della regione del Veneto, Alberto Stefani, e questo in giorni che sono caldissimi per Treviso. Eccolo immortalato dalle telecamere dell'emporio cinese di Via Ghirada, mentre dopo aver infranto la vetrata della porta d'ingresso arraffa i soldi del fondo cassa. È lo stesso ladro che pochi minuti prima, a 300 metri di distanza, ha colpito da Tonino Pizza. Ormai è quasi una sfida tra guardie e ladri, perché mentre gli agenti arrivavano alla pizzeria di Viale Cacciatori, l'uomo con identiche modalità razziava l'altra bottega. Per casa, per soldi, forse quasi 200 euro. Perché alla notte l'1:15 prima della pizzeria, dopo seconda qua. Ed anche qui è la seconda volta negli ultimi mesi, una serie di furti e spaccate ai danni delle attività commerciali di Treviso senza precedenti, con un'emergenza che è arrivata anche in regione. Il sindaco Conte, anche come presidente ANCI, ha incontrato il governatore del Veneto Stefani per organizzare un vertice con il ministro Piantedosi e creare un protocollo per un Veneto più sicuro. Contiamo di farlo entro fine di gennaio, proprio perché
l'obiettivo è quello di fare sinergia tra comuni e regione per mettere in campo una strategia coordinata e soprattutto che sia uniforme a livello territoriale per consentire di incrementare gli organici delle forze dell'ordine. Più agenti e risorse alle forze di polizia, ma anche la presenza dell'esercito. Tra le altre cose, uno dei nostri obiettivi è quello di chiedere la permanenza e possibilmente anche l'incremento della presenza dei militari nelle nostre città. Nel frattempo l'appello a raccogliere firme e scendere in piazza lanciato da Antonio Amatruda ai commercianti e alla società civile ha acceso il dibattito con numerose attestazioni di solidarietà. Vediamo le firme che raccogliamo nel giro di qualche mese, 2 mesi, 3 mesi. La mia idea è almeno 10.000 firme e poi andare in piazza. Questa è un'idea. Adesso ho bisogno della collaborazione dei cittadini trevigiani e dei commercianti trevigiani. Quindi si sta preparando la mobilitazione. Poi chiaramente c'è un tema nel tema, l'utilizzo dell'esercito nelle città. È un fronte che si è aperto anche internamente al centrodestra, perché c'è la Lega che invoca la permanenza dell'operazione Strade Sicure, che vede il coinvolgimento dell'esercito proprio nelle città. C'è invece il ministro della Difesa che dice sostanzialmente i militari vanno, soprattutto in questo momento storico, in altre faccende affaccendati. È un tema anche questo, Dianin. È un enorme tema. In generale la sicurezza va trattata in modo non ideologico ma in modo logistico, di governo. Questa è la prima cosa che bisogna dire. Ovviamente bisognerà fare delle valutazioni, se da queste valutazioni emergerà che ci sarà bisogno dell'esercito nelle strade si metterà, se emergerà che non ce ne sarà bisogno perché saranno sufficienti le forze dell'ordine che ci sono oggi, magari implementandole, allora bisognerà seguire quella strada. La cosa importante è non dire mettiamo l'esercito per metterlo, per la sicurezza meramente percepita, ma capire quale potrebbe essere poi l'impatto reale sulle forze logistiche che ci sono a disposizione. Quindi non deve diventare il coinvolgimento dell'esercito nella sicurezza delle città un'arma ideologica. Esatto, non deve diventare qualcosa che si vede e che però poi magari o non serve o toglie risorse ad altri settori. Questa è la cosa fondamentale. La porto nella sua Padova al bar Coccodrillo, che è stato teatro di una violentissima rissa. Parla il titolare, questo il suo sfogo. Io non ho aperto il locale perché ci si faccia le risse. Ovviamente, come dire, varie dinamiche cittadine hanno portato a far sì che dopo le 2 a Padova ci siano solo 2 locali aperti e quindi tutto quello che arriva ce lo dividiamo io e la Fedora e Mirko del St. John's. Ovviamente se ce ne fossero 10 aperti non ci sarebbe la concentrazione dei problematici. E siamo rimasti in 2 a fare ospitalità, penso, fino a tardi. Io non apro il locale perché ci siano le risse, altrimenti avrei aperto una palestra di pugilato. Lui è Mattia Coppo, titolare del bar Il Coccodrillo di Padova, teatro nei giorni scorsi di una rissa fatta di pugni, urla e finita con una bombola di ferro contro la vetrina del locale. I segni di quella brutta serata si vedono anche sul volto di Mattia, accorso per difendere un suo dipendente dall'aggressione di qualche malintenzionato che senza apparente motivo ha creato scompiglio con alcuni amici per poi scappare a gambe levate. Mattia gestisce il Coccodrillo da più di 2 anni e lo fa con passione assieme ai suoi 8 dipendenti e di certo non si aspettava di vivere una situazione del genere. Mi impegno con i ragazzi miei a che si possano bere dei buoni drink, delle buone birre e si possa mangiare un buon panino. Sembra assurdo, è una cosa che può capitare se si lavora nel notturno. Mi impegno, sì, con alterni risultati visto sabato perché non succeda. Però è così, non è un locale dove ospitiamo delle Royal Rumble o dei regolamenti di conti. Quando sono intervenute le volanti della polizia, purtroppo i malviventi erano già fuggiti, lasciando dietro di loro vetri rotti e paura tra gli avventori. Un episodio che però non intimidisce né identifica il locale di Mattia e del suo staff, già pronti a riaprire per i loro clienti, sperando che episodi del genere non si ripetano più. Ho la vetrata ancora rotta, credo che userò l'altra metà del locale. Sperando di riuscire a scaldare abbastanza, però insomma in qualche maniera facciamo. Vuoi lanciare magari qualche appello alle forze dell'ordine, non so, per maggiori controlli, cosa ti senti di dire? Mi auguro che vada tutto bene.
Dianin, com'è la situazione a Padova? Dal suo punto di vista, Orizzonti, l'associazione che lei, il movimento che lei rappresenta, è un movimento progressista, sì, di area centrosinistra, sì, potremmo definirlo così. Come, insomma, è un problema reale, è un problema percepito, quello della sicurezza? Che cos'è? Intanto solidarietà al titolare del Coccodrillo, una cosa che lascia poi delle ferite anche interiori oltre che materiali nel locale. È vero, noi siamo un movimento civico comunque slegato da partiti politici, per cui non ragioniamo in modo ideologico, siamo però di matrice progressista. Io però riconosco che c'è il progressismo padovano in generale che tende un po' a minimizzare determinati episodi. Bisogna stare attenti perché la sicurezza è qualcosa che colpisce in particolare i più fragili, colpisce appunto le attività commerciali, le persone anche molto spesso banalmente senza fissa dimora, senza andare troppo lontano, le persone che abitano nei quartieri, le zone residenziali. Quindi è un tema che riguarda tutti i padovani indipendentemente, e tutti ovviamente i veneti, gli italiani, tutti gli abitanti delle città, indipendentemente dal colore politico. Quindi bisogna anche stare attenti in qualche modo a parlare della sicurezza come qualcosa di secondario. È un bisogno primario ed è una cosa anche normale da chiedere sempre con maggiore forza, perché alla fine le città sono delle grandi case in cui tutti conviviamo e in ogni grande casa ci sono delle regole che ci si dà e che vanno rispettate. Nel momento in cui una regola non viene rispettata bisogna essere ripresi e sanzionati. Questa è la base della convivenza civile e deve funzionare anche nelle città e soprattutto nelle grandi città come Padova. Ecco, grande città dove presto si andrà a votare, no? L'era Giordani per ovvie ragioni è destinata a finire perché resta appunto il divieto di terzo mandato per i sindaci dei comuni capoluogo. E voi come vi muoverete, visto che siete un movimento progressista e giovane? Appoggerete l'amministrazione uscente, resterete nell'alveo del centrosinistra, che cosa farete? Ci sembra di capire che l'amministrazione uscente tenderà a confermare una linea molto schiacciata sul Partito Democratico fondamentalmente, quindi probabilmente ci sarà un candidato del Partito Democratico ancora da definire chi, da quello che ci giunge. Se così sarà, noi non saremo nelle condizioni di appoggiare il cosiddetto campo largo a Padova, il centrosinistra classico, ma andremo a capire se si potrà promuovere una candidatura civica, una candidatura competente e soprattutto legata al territorio, che ne conosca realmente i bisogni al di fuori di formazioni partitiche. Quindi mettere la città prima dei partiti politici, prima delle logiche. Non è una cosa che ci vuole porre in necessaria contrapposizione, in conflitto, non è antipolitica, non è prendersela con i partiti in quanto partiti, è semplicemente voler promuovere un modo nuovo di fare politica, vicino ai cittadini, con i cittadini, in cui le scelte possano essere condivise con loro. Quindi è uno strappo questo all'interno del campo progressista del centro-sinistra? In realtà noi è tutta la legislatura che in qualche modo ci poniamo in maniera critica nei confronti di questa amministrazione. Più che critica, facciamo delle valutazioni diverse sui temi, molto banalmente, non è qualcosa che scegliamo di fare a priori. Noi riteniamo che per esempio sul versante ambientale ci siano dei grossi limiti, con il consumo di suolo che a Padova aumenta in barba alle promesse elettorali di Giordani, del Partito Democratico e del Campo Largo, e anche per esempio sui rincari. A Padova vediamo dei rincari enormi che vanno da un più 2% addirittura a un più 25% su tantissimi settori, dalle scuole, le mense scolastiche, le rette degli asili nido, i parcheggi, il biglietto del trasporto pubblico, i musei e via discorrendo. Sono situazioni su cui secondo noi si dovrebbe intervenire, su cui si sta intervenendo poco. Abbiamo anche fatto delle proposte che non sono state ascoltate, per cui noi riteniamo che servirebbe un metodo nuovo, qualcosa che coinvolga i cittadini quantomeno nelle scelte, perché molto spesso questo tipo di scelte che incidono sul cittadino sono calate dall'alto. Avete già in mente un candidato sindaco? No, non ce l'abbiamo già in mente, però ci saranno ovviamente 3 grandi dogmi che andremo a seguire. Intanto deve essere un candidato civico, quindi che sia più vicino al territorio che alle logiche di partito. Deve essere un candidato competente. Noi riteniamo che la città abbia bisogno di grandi competenze per essere governata. Siamo una città universitaria, una città che ha determinate cose da seguire, determinati argomenti da sciogliere, per cui serve qualcuno che conosca i temi, che li sappia affrontare con profondità, e poi deve essere qualcuno con un grande radicamento nei quartieri, nel territorio e nella società civile. Insomma, qualcuno in mente già ce l'avete comunque?
È ancora presto, è ancora molto presto. Allora, un minuto di pubblicità e rientriamo a fra pochissimo. Diretta con me Alessandro Dianin, con il quale abbiamo parlato di temi della sicurezza, presidente di Orizzonti Padova, di questo movimento civico progressista della città del Santo, fatto di tanti giovani. Non possiamo non fare un riferimento al caso Trentini, certo. Dianin, ovviamente, anche perché è rientrata a casa Lido ieri in serata. Noi abbiamo le immagini: Armanda Colusso, la mamma di Alberto Trentini, scortata dagli agenti della Digos, a cui ha raccontato della felicità e grande soddisfazione per il ritorno a casa del figlio. La mamma di Alberto Trentini è entrata nella sua abitazione senza rilasciare dichiarazioni e riunendosi così al marito che era rimasto a Venezia. Prima di rientrare al Lido, mamma Armanda aveva incontrato anche il neoquestore di Venezia, Sbordone. Queste le immagini girate ieri sera appunto al Lido di Venezia. Alberto Trentini in queste ore è in località protetta perché chiaramente immaginiamo abbia bisogno anche di un momento un momento per sé, possiamo definirlo così. Che vicenda è stata la vicenda di Alberto Trentini? Perché al di là della grande gioia per questa liberazione, per l'abbraccio tra mamma e figlio, insomma, sappiamo che resta anche un dibattito sulle modalità della liberazione, sul fatto che magari ci si poteva muovere prima, insomma ci sono tanti ancora aspetti, no? Assolutamente vero. Intanto è ovvio che la comunità sia felice di riabbracciare Trentini. È anche vero, come diceva anche la famiglia, mi sembra che lascia dell'amaro in bocca tutta questa vicenda, perché comunque, come diceva giustamente, ci sono delle cose che probabilmente potevano essere fatte più celermente, potevano essere fatte meglio. Poi ovvio bisognerebbe andare a verificare dentro le stanze dove si decide quali siano stati i vari passaggi, però è chiaro che noi siamo stati 500 giorni senza risposte, che in qualche modo anche durante la detenzione Trentini non abbia potuto godere di determinate tutele, per cui si tratta di una questione ancora complessa, ci sono diversi nodi che vanno ancora sciolti e su cui bisognerà però accendere una luce, bisognerà dire la verità. Nel frattempo possiamo semplicemente dire che le istituzioni, certamente dopo tanto tempo, ma le istituzioni hanno fatto il proprio dovere. Oggi Trentini è a casa, si spera che si possa riprendere il prima possibile e si spera appunto che si possa fare luce su alcune questioni. Le chiedo, Dianin, senza diciamo così, è stato definito in tutte le maniere, no? Sequestro, rapimento, prelevamento di Maduro da parte di Donald Trump. Ci sarebbe stato questo finale per Trentini? Sicuramente è una finestra in cui si è andata a inserire la liberazione. Io credo che le due partite possano essere in qualche modo collegate, questo certamente. Poi certo possiamo discutere delle modalità di Trump. Io sono tutto fuorché trampiano e ritengo che per esempio Trump avrebbe potuto coordinarsi meglio con gli organismi internazionali nel sequestro di Maduro. Detto questo, però, è evidente che questo potrebbe aver aperto una finestra per in qualche modo riconsegnare Trentini, anche se vogliamo in un processo per quanto riguarda il Venezuela di reinserimento all'interno della comunità internazionale, che ovviamente noi speriamo ci possa essere e che probabilmente si è già avviato. Grazie Alessandro Dianin, Orizzonti Padova, sociologo. Io in ultima battuta vi ricordo le notizie del giorno, che sono tante. È una giornata densa di cronaca, a partire dalla tragedia di Macerata, quell'incidente che ha coinvolto 4 mezzi, 3 in particolare, un'auto, un camion e un furgone. Lo scontro dapprima fra l'auto e il camion, con l'auto guidata da una donna anziana che sbanda, probabilmente per una distrazione, che finisce contro il camion che procede in direzione opposta. Questo camion che perde chiaramente aderenza, lo vedete, e va a finire nel fossato. Nel farlo travolge e schiaccia un doblò, un furgoncino, all'interno un uomo che è deceduto. Fasi chiaramente drammatiche. Sul posto per noi c'era
Daniela Sizzia con Nicoletta Rizzetto, c'era anche il nostro Nicola Marcato, insomma lo vedete, è uno scenario ancora tutto da valutare, le indagini sono in corso, c'è la polizia locale di Macerata sul posto, ci sono i carabinieri, i vigili del fuoco, una mattinata di super lavoro dalle 10:30 in poi per gli operatori del SUEM 118 e poi c'è anche la svolta nelle indagini dell'omicidio di Mira, c'è un complice, è stato fermato un complice di Salvagno, il vigile urbano in forza alla Polizia Locale di Venezia, accusato dell'omicidio di Sergiu Tarna. C'è un complice, questo complice di cui si era tanto parlato è stato identificato e appunto fermato nella mattinata. Ci ha aggiornato su questo fronte la nostra Anna Maria Parisi. Poi nel corso del telegiornale di questa sera torneremo anche sulla rapina a mano armata che si è consumata a Cortina ad Ampezzo ai danni di una gioielleria. 3 persone in fuga, travisate e armate, che sono state però fermate dalle forze dell'ordine. Anche su questo ci ha aggiornato in tempo reale la nostra Tiziana Bolognani. Poi torneremo anche su tutti i temi di giornata, su quel 27enne sedicente babysitter che abusava dei piccoli, che appunto aveva in cura, un giro dell'orrore di immagini pedopornografiche. Poi il caso che sta coinvolgendo Ca' Foscari con le studentesse spiate in bagno, l'università che alza i livelli di guardia, chiaramente un caso che indigna. Insomma, tanti fronti aperti in questo mercoledì 14 gennaio. Noi rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Subito dopo di noi, come sempre, c'è Casa Pappagallo con le ricette del giorno e alle 16:24, minuto più, minuto meno, il film Viceroise House India, un film inglese del 2017. È davvero tutto, grazie alla regia di Alessandro Granzera e Alberto Pivetta. Buon proseguimento di giornata.